parlare della sapienza dello spirito, della scienza dello spirito, perché nella scienza della materia, anche bracollando male, qualcosa sappiamo, mentre nello spirito non sappiamo quasi nulla. E quindi mi sembra corretto dire che siamo arrivati a un punto, a un momento, a un vizio, a un luogo, a un momento, ecco, in cui dobbiamo scegliere anche che bisogna indagare anche lo spirito, perché lo spirito è più importante della materia. Quindi che a CERN o a CERN studiano la materia a me mi va molto bene, però ci vuole anche la musa, l'uomo che ascolti lo spirito della materia e comunque lo spirito del mondo, e questo spirito deve essere anche inventariato e possibilmente scritto, probabilmente anche in un, non dico in un alfabeto nuovo, ma in una scrittura completamente nuova. E dico completamente. E a che punto sei con la scrittura nuova? Non è la scrittura nuova che mi interessa proprio indagare lo spirito e sapere dove è e dove si può trovare e come si può inventariare. E quindi mi piace comunicare in questo incontro con noi praticamente, con noi e i lettori di Padre Padrone e gli amici che ho in tutto il mondo, perché la stiamo facendo per il mondo, per il mondo umano, ma anche per la natura, non per il mondo umano, cioè la stiamo facendo per la natura totale, quella che si vede e quella che non si vede, e stiamo cercando di comunicare anche con chi non si vede, perché lo spirito appunto è un qualcosa che è multiversivo. È dai 50 anni che io mi dedico a questa comunicazione spirituale, che però non è un'interazione come può apparire. No, non è solo un'interazione, l'interazione la lascio ai guru e semmai a qualcun altro. Io sono un uomo che ha avuto un dono dalla natura, che è quello di essere sano e anche probabilmente molto sapiente, probabilmente. E quindi lo spirito è importante quanto è importante la materia. Sappiamo poco della materia, non sappiamo quasi nulla dello spirito, cerchiamo di sapere molto sulla materia, però cerchiamo di sapere molto anche sullo spirito. Ecco, se tu mi aiuti a fare, diciamo, lo spettatore, che gli altri ci ascoltano e non possono intervenire, mentre tu, insomma, Mario Pischedda, mi puoi anche fare qualche domanda, non dico di fare la cavia, però diciamo aiutami quando mi vedi, no, perché non è facile quello che... Io ero rimasto alla faccia della lingua, ora c'è questo elemento nuovo di cui avevo sentito poco parlare, questo spirituale. Sì, ma non è spirituale non in senso francescano, monacale, no, non in quel senso, proprio... E quale senso allora? Nel senso che lo
spirito è dentro di noi, dentro tutta la natura, oltre alla natura stessa, perché c'è la natura ma c'è anche sicuramente qualcosa che non sa, che ancora che non conosciamo, che oltre alla natura è lo spirito. Poi qualcuno lo può chiamare anche Dio, chiamatela come volete, però lo spirito ingloba tutta la materia e anche dentro la materia, non è panteismo, Quello no, mi è venuto troppo subito. facile, no? Troppo facile questo. Prima indaghiamo le rocce, l'acqua, gli elementi chimici. Perché è voluto essere ripreso dentro l'acqua e nell'acqua? Mi sto facendo la cura del sole e dell'acqua, questo è perché ogni anno io ho bisogno, diciamo, di un rinnovamento elementare, dico elementare nel senso di elementi, no? Perché li consumo tutti nell'inverno, nella primavera e nell'autunno e quindi d'estate me li restituisce l'acqua. D'altra parte siamo anche figli dell'acqua. Tu Ravi, hai dei progetti ambiziosi che vorresti raggiungere nel più breve tempo possibile, non so se ne puoi parlare. Beh, io ho scritto molti libri per cercare di trovare uno strumento spirituale, anche quello, poco materiale, una scrittura nuova, una parola nuova, un soffio nuovo, un cervello nuovo probabilmente anche. E quindi una parola che trascende la carne. E allora in questo senso possiamo veramente inventariare uno spirito che ci riguarda personalmente, come uomini, come abitatori della materia, ma noi siamo spirito anche, più spirito che materia. Questa tua nuova, chiamiamola, fase dopo Padre Padrone, Libris, Sì. pensi di essere capito o c'è una difficoltà da parte del tuo lettore tradizionale? Ma che senso ha essere capito da questa cozzaglia di ignoranti che credono di capire la natura e poi non hanno capito niente, perché Einstein è morto lasciando la sua teoria generale di relatività e pochissimi capiscono e hanno capito il 5% di quelle enunciazioni, ammesso che sia giusta, ammesso anche che sia giusta. Probabilmente però Einstein ha molta ragione. Allora, intanto quella riguarda la materia in tutti i casi. Io sto parlando, mi piace molto, mi sento un allievo del testamento spirituale di Einstein, per quello che ho potuto leggere, studiare, farmi spiegare da amici fisici. E però riconosco che bisogna aprire guadi e porte nuove che sono spirituali e non materiali. Per questa tua nuova linea, via, non so come chiamarla, è importante realizzare anche il progetto di Siligo della scuola oppure no? Beh, quello aiuterebbe moltissimo, nel senso che una scuola, ma non una scuola è una parola brutta, bruttissima, una delle parole più brutte che possano Che esistere. cosa preferisci? È sescola, Come? è sescola. Non lo devo spiegare qua. L'importante è che i lettori, gli spettatori ci sentano, mi sentano, poi io spiegherò. Scuola deriva da echo, che vuol dire avere in greco, ed è una radice ario-europea, che vuol dire avere. Quindi la scuola praticamente è avere. Io non voglio avere, io voglio essere. Per cui essere scuola, che contiene il verbo essere, praticamente è non è un divenire, perché è debole il divenire in italiano.
Io ho detto già una parola nuova già 20 anni fa, scritta, pubblicata da me nel bel canto, che è essere. Essere ed essere. Al di là di questo non c'è nient'altro, secondo me. Esiste il verbo essere, però il verbo essere praticamente è un verbo che solo Dio può usare in assoluto. Lui è perché è, punto. Mentre io non sono niente, io sono un Gavino Lerner, sono un uomo, perché ci devo mettere io sono, non lo posso dire. Mentre Dio io sono lo può dire, lo dice ed è. Non è un verbo umano, il verbo essere, è un verbo ultraterreno. Capì, per chi volesse saperne di più possiamo anche annunciare che ora esiste un tuo sito su internet dedicato a te. Beh, ti ringrazio se questo lo sottolineiamo, quindi non è che è dedicato a me, esiste un sito chiamato Eurena, lettori di Gavino Ledda, che è www.gavinoledda.it, dove lì trovano tutte le informazioni. È chiaro che io vorrei creare nel luogo dove sono nato, Siligo e quindi nella casa paterna e materna, un'essescola, quindi un luogo vivo, spazio-tempo, per dirla con Einstein, in cui il vibrare del tempo e quindi dello spirito possa servire a creare un uomo nuovo, però l'alfabeto ce l'abbiamo. Con lo stesso alfabeto si possono fare altre parole. Possiamo chiudere questa chiacchierata? No, allunghiamo. Ah, allunghiamo. Lo chiudiamo. Allora andiamo avanti. No, il tuo desiderio anche è quello, penso che chi ci ascolterà, chi ci vedrà vorrà saperne anche di più, quindi questa è l'occasione. Tu hai il desiderio di riappropriarti della casa paterna, però ancora non è tua. No, non è mia perché non ho i soldi sufficienti per comprarla, ho pagato una prima rata e sono rimasto in bolletta. Per cui io chiederei, un gancio che mi ha preso la musica, io chiederei al lettore di Padre Padrone o di Gavino Ledda, ma a chi in questo momento si rende conto di quello che stiamo dicendo e potrebbe anche essere coinvolto, ecco, delle collette dell'amicizia e inviarle all'IBAN che troverà appunto nel sito. Non chiedo molto, non chiediamo molto, chiediamo poco, però proprio perché poco secondo me, siccome le banche servono, ci sono, forse ci devono anche essere, però guadagnano più le banche che i soldi. Se io per esempio uno spettatore volesse far entrare un euro in Eurena, praticamente costa più l'operazione bancaria che l'euro che arriva in Eurena. Allora è meglio che si mettano d'accordo 20 persone e finalmente con un euro solo rimangono diciamo 19 euro in Eurena. Se i lettori sono tanti, perché io purtroppo acquisire il luogo dove sono nato io è gran poca cosa. Bisogna fare proprio una scuola, un'essescola, mi correndo, poi la spiegheremo, spero di avere la facoltà la facoltà sicuramente, ma proprio l'occasione, i momenti di spiegare, anche in altre interviste nostre, e proprio nell'essescola, in Siligo e altrove, perché è un'essescola dove non conosce né ora né qui, è dappertutto, no? Il qui non esiste, ora non esiste. Sono solamente delle indicazioni, diciamo così, categorie,
che non esiste, qui non esiste. Esiste per me, lo definisco qui, però se un altro dovesse dire, se prendi il telefono qui e quello mi dice qui, magari in Australia, vedi che qui è soltanto un suono indicale, una categoria grammaticale, e lo stesso è ora, quindi spazio e tempo sono la stessa cosa, è anche la dimostrazione dello spazio-tempo quello che sto dicendo, no? Il tempo vibra insieme allo spazio e quindi materia, spazio e tempo sono la stessa cosa. Quindi spazio e tempo, spirito, Sì. concetti molto difficili da assimilare, almeno per me. Però diciamo che tutti quanti sono enunciati della relatività generale di Einstein, eccetto lo spirito. Noi aggiungiamo quello e probabilmente si chiude il castello, no? Si chiude il cielo. Non il castello è troppo poco. Però una domanda forse stupida, credi che esista una vita dopo la morte per noi? Credi che esista una vita dopo la morte per noi? Secondo me non c'è nessun passaggio tra la vita e la morte. Così come non ce n'era prima, non ce n'era nemmeno dopo. È un divenire. Poi saremo altro. Non hai paura della morte? Mi piacerebbe stare in vita, onestamente, che è troppo bella. È troppo bella, veramente. Bisogna ringraziare Dio che ce l'abbia data, che ce l'ha data, anzi mi correggo, e vorrei che non morissi mai, questo è vero, però il tempo, per il tempo non muore. Ma sono È stati soltanto una nostra... i momenti felici della tua vita sono stati tanti oppure pochi ma intensi? Diciamo, secondo cosa intendi? Quello che intendi tu per felicità. Io diciamo in alcune cose sono stato fortunato, ho fatto delle rinunce, ho ottenuto molto nel campo speculativo. Speculativo vuol dire scientifico, poetico, nel campo dell'indagine spirituale, materiale, conoscitiva, la storia dell'umanità, la storia di una stella per esempio. E oggi l'astrofisica è in grado di quasi di sapere il 90% della vita di una stella, da quando nasce a quando i buchi neri. Poi se tu per momenti intendi diciamo amore nel senso proprio fisico e spirituale del termine, ma di un maschio e di una femmina, e lì io sono stato fortunato. Ho avuto momenti bellissimi, ma molto pochi, perché quando la sfortuna fa parte anche dell'essere. Io so che hai avuto anche un momento difficile per quanto riguarda così, non so, il matrimonio, la donna con cui sei stato. Sì, la domanda che ti voglio la sfortuna è stata che è nato il bambino e il bambino è morto di distrofia muscolare dopo soli 3 mesi e mezzo, 4 mesi. E questo praticamente ha fatto in modo, non l'ho scelto io, non ho scelto niente, ma ha determinato anche la solitudine quasi eterna della mia vita. Ecco, la mia curiosità, a te sarebbe piaciuto quindi avere un figlio? E io non ho avuto un figlio, solo che me. Sì, ma ti sarebbe piaciuto aver... Averne altri, sì. Ma non li poteva avere, perché mi ha talmente, diciamo, stroncato l'esperienza, poi non si è più verificata l'occasione, o comunque non l'ho capita, io magari si è verificata e non me ne sono accorto. Ormai i figli me li devo cercare negli alieni, che non sono pochi, non sono né pochi, sono tanti e non è poco. Sono di più le persone che ti vogliono bene, oppure ci sono anche delle persone con cui magari non vai d'accordo?
come viene accolta la tua opera, ecco, questo, la tua personalità, anche la tua personalità. Io diciamo ho solo nemici perché mi invidiano, gli altri non sono contro di me. Poi, come diceva Gesù, chi è con me, chi non è con me è contro di me. Ma che non è contro di me, ma per invidia, io non ho fatto niente a nessuno. Se l'ho fatto senza accorgermi, chiedo perdono adesso in questo momento da qua, perché uno può anche fare qualche stupidaggine senza accorgersi. Quindi se questo ho fatto, chiedo scusa, perdonatemi, sono pronto a rifarmi. Io invece ho rivisto da poco, addirittura l'ho rivisto al telefonino Ibris e credo che sia un capolavoro, non perché lo dico io, ma lo dicono anche altri, ed è il film totalmente concepito e diretto da te. Ed è secondo me molto attuale anche adesso, se qualcuno dovesse riguardarlo. Io è quello che ho detto prima di farlo e dopo che l'ho fatto, che sicuramente come c'è stato qualcuno, qualche buon anno, che adesso è morto, ha detto tu sei andato troppo avanti, sei 100 anni più avanti dei registi di oggi e quindi non ti possono capire, però tu hai anticipato il tempo e quello mi ha fatto molto piacere, mi fa piacere quello che dici tu. Io sono convinto che Ibris è più attuale adesso per l'uomo, nel senso che è più in grado di capirlo oggi di quanto non fosse in grado di capirlo nell'84 e nell'86. Però ringrazio tuttavia la RAI che mi ha permesso di realizzare Ibris, anche se poi non è stata in grado di divulgarlo. Sarebbe piaciuto girare un altro film, tutto tuo? A me sarebbe piaciuto fare altri 10 film, ma non me ne hanno fatto fare altri perché Ibris è stato uno sciocco per tutta la cultura, diciamo, italiana cinematografica. E poi quindi io sono un cervello che come quello di Gramsci per alcune persone non doveva funzionare. Se fossi stato in un regime sfortunato come è stato P. Antonio Gramsci, io non sarei qua a parlare né di Ibris e nemmeno dello spirito e dell'alfabeto spirituale. Tu sei una persona libera? Spiritualmente sì. Spiritualmente sì. Materialmente nessuno è libero. Perché ti mette il bastone tra le ossa e qualche due te la metti. I soldi purtroppo servono, per esempio la scuola, l'Essescola, a me piacerebbe che la facessero i lettori e questa Essescola sarà dei lettori, sarà degli amici di Gavilonebbia, non mia, io la voglio appena è possibile testamento a tutti i lettori di Padre Padrone o a tutti gli amici miei, a tutti quelli che vogliono essere solidari con me, io non voglio niente. Tutto quello che ho scritto e che scriverò non è mio, non mi appartiene agli allievi, non sono Socrate, però posso essere anche come anche meglio di Socrate, nel senso che quello che ho fatto io spiritualmente, Socrate non l'ha fatto. A livello di scrittura... E mi spiegherò in altre occasioni. A livello di scrittura sei in una fase ancora creativa oppure sei in una fase di stallo, di fermo? No, creativa, di stallo non c'è stata mai, a parte i primi 10 anni magari, ma sono già passati 40 anni, io sono 50 anni però dopo Padre Padrone mi sono fermato e ho detto finché non trovo una parola nuova non scriverò più. E più o meno ho fatto Ibris, la Ibris è una parola nuova come tu stesso, solo che procede per immagini, non solo per suoni. E quindi l'immagine mi dava il modo di... però ho imparato molto io da Ibris. E la scrittura mia è la continuazione di Padre Padrone, ma soprattutto di Ibris e soprattutto di Bande Bruscale. Andiamo alla chiusura, Sì, ecco, andiamo alla chiusura con un animale credo che piace a te, ma che è il mio preferito. Vorrei che parlassi proprio della pecora. Della pecora? Ecco, tu ti identifichi spesso col muflone, io personalmente di più con la pecora. Boh, sono la stessa cosa, uno è il marito, l'altro è la moglie. Io mi identifico anche con molti animali, con tutti.
Per esempio il cane per me è un maestro, mi ha insegnato molte cose. Se io potessi cumulare nella mia testa il fiuto del cane e quel poco di cervello che ha il cane, io sarei più intelligente, molto più, capirei subito la relatività di Einstein. È già molto che lui l'abbia intuita, che l'abbia ideata, che diciamo i genitori di quest'idea, tutti versica, no? Però lui era un uomo, ci voleva un piccolo cane in più dentro di lui. E è dentro di me, è dentro di noi tutti. Capiremo perché la chimica dei sentimenti noi non la capiamo. La capiamo solo quando facciamo l'amore, ma poi ce la dimentichiamo. Io ho capito una cosa, non so se sbaglio, ma se uno vuole capire il Gabino LED attuale deve per forza di cosa avere come retroterra culturale Einstein. Senza Einstein non può capire il Gabino LED attuale. No, ma d'altra parte è arrivato il momento di dire con molta onestà, noi di Einstein non possiamo fare a meno, di Planck non possiamo fare a meno, del magnetismo, quindi di Faraday, di Maxwell, non possiamo, di Galileo, iniziatore della scienza moderna, non possiamo fare a meno. Finisco così, Leopardi ha scritto l'infinito, ma lui lo poteva fare perché siamo al tempo suo, quindi conosceva tutta la scienza di allora, non conosceva ancora Antonio Lavoisier, era ancora da venire, Faraday ancora da venire, Max ancora, Einstein ancora, quindi l'infinito lui poteva immaginarselo, ma soltanto immaginarselo nella sua testa, l'ha scritto bene, con delle parole sublimi, umanamente belle, sonanti, bellissime, però io, siccome sono uomo vivente, io l'infinito non lo posso scrivere, ma non perché non ho la capacità di scriverlo, no, perché non esiste l'infinito. L'infinito non esiste, l'ha detto Einstein, lo spazio è curvo, quindi è il segno del finito, finito, finisce. Quindi io cosa posso scrivere? Posso scrivere l'erogazione massima dei sentimenti che la natura mi ha dato e quindi posso scrivere il massimo, punto.